sapremo far vedere quanto vale l'agricoltura italiana e quanto valgono gli imprenditori. Molte tasse e poco reddito per il mondo agricolo che, stanchi di un carico burocratico inaccettabile, si sono riuniti in una manifestazione a Venezia senza precedenti organizzata dalla CIA regionale e da Confagricoltura Veneto, unite in Agrinsieme, partenza da Piazzale Roma fino ad arrivare davanti alla sede del Consiglio regionale Veneto per consegnare ai massimi esponenti un documento contenente le richieste del mondo agricolo per ribadire l'urgenza di agire su normative e strumenti che toccano da vicino il settore primario, per rivendicare il diritto e la possibilità di fare ancora impresa. Nuova PAC, prezzi, costi, redditività, aggregazione delle imprese, questioni urgenti da risolvere per rilanciare l'agricoltura veneta. E siamo qui a protestare per i diritti che ci spettano, per sostenere le nostre imprese e per dare una vivacità e una vitalità che ci sta opprimendo. Pretendiamo prezzi più equi per i prodotti che produciamo, quindi valorizzare la nostra qualità. L'IMU nei terreni, che senza terra non si può fare agricoltura, il carburante agricolo che ci è venuto tagliato, e per difendere il territorio, perché crediamo che gli unici a difendere il territorio sia proprio il mondo agricolo. Il Veneto ha bisogno di sostenibilità economica, quindi una garanzia del reddito. È indispensabile la sicurezza anche per uno stato morale e di rispetto nei confronti di un settore primario qual è l'agricoltura. Oltre 600 agricoltori hanno sfilato per le Calli e Campielli, confluendo in campo San Maurizio, dove i presidenti delle associazioni provinciali si sono succeduti sul palco per dire basta alla burocrazia, ai prodotti sottopagati, alle speculazioni, all'IMU agricola ed altre tasse inique. Agricoltori che per colpa di una politica miope rischiano di veder compromessa ulteriormente la loro situazione, già difficile e duramente colpita dalla crisi generale e dai cambiamenti climatici in atto. Insieme agli agricoltori veneti, anche il presidente della CIA nazionale, Dino Scanavino, pronto a far sentire la voce dell'agricoltura in ogni momento. Noi siamo qui a manifestare perché ci sentiamo soffocati, ci sentiamo vittime di un sistema che vuole a parole che l'agricoltura cresca, in realtà la fa soffrire fino a farla morire, e quindi siamo qui a sostenere le ragioni di tanti giovani, di tante donne e uomini che vogliono fare dell'agricoltura la loro impresa, impresa alla quale hanno dedicato la vita e vogliono metterla a disposizione del Paese. Quindi i governi devono ascoltare il nostro pensiero e devono dedicarsi a questo settore con più serietà e più attenzione. C'è bisogno di un avvio rapido della nuova programmazione rurale per sostenere l'ammodernamento e l'innovazione, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, a cui la Regione sta lavorando, scontrandosi però con le lentezze e la complessività dell'iter predisposto dalla Commissione europea. È necessario riprendere in mano quello che è la Banca della Terra, ragionare sulle assegnazioni dei terreni pubblici in disuso e permettere alle nuove generazioni di entrare in maniera efficace nel mondo agricolo, che rappresenta tutela del paesaggio, tutela agroambientale e tutela idrogeologica. Che se l'agricoltura muore, muore un territorio, perché questo porta turismo, che è l'unica fonte di reddito che può creare all'Italia, l'Italia vera, che può vivere solo di turismo, che non teme nessuna rivalsa, nessuna concorrenza in questo settore. Dobbiamo capire tutti che dobbiamo investire in agricoltura e turismo.